Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e bentornati negli studi di TV7 Match. Ricominciamo, Ermanno, con questa sera, iniziamo con questa sera una nuova stagione di questa nostra trasmissione per cercare di raccontare, di dire e di spiegare a voi telespettatori quello che tante volte non viene detto anche dagli altri. Ma cerchiamo di dare un'informazione un po' più compiuta, perché oggi più che mai è necessario che la gente sappia quello che sta succedendo, non soltanto dei pareri oppure delle posizioni di visione della realtà molto marginale. Anche abbiamo potuto documentare nelle trasmissioni precedenti anche questa guerra ucraina che viene raccontata con una doppia faccia. Quindi noi non siamo mai al corrente di quello che effettivamente succede. E allora cerchiamo nel nostro ambito di dare un'informazione più corretta possibile ai nostri spettatori. Poi spetterà loro decidere e farsi un'opinione. Noi non vogliamo anticipare opinioni, anticipare concetti. Vogliamo che i telespettatori sulla base dei fatti traggano le conseguenze e quindi si facciano una propria opinione. E allora questa, diventa una intelligenza collettiva. Ecco, oggi naturalmente affrontiamo fatti che sono successi a suo tempo e in particolare quella provocazione del senatore Amato, già Presidente del Consiglio, il quale naturalmente ha parlato dei fatti di Ustica, ma poi abbiamo anche altre. Certamente, anzi inizieremo la nostra serata parlando di politica ed economia internazionale, ci occuperemo dei BRICS. Questi paesi hanno tenuto una conferenza in agosto, un'organizzazione che si sta allargando ed è destinata a crescere ulteriormente, che sta spingendo per cercare di avere un altro equilibrio mondiale, per anche una distribuzione della ricchezza diversa, sì, probabilmente. Poi parleremo anche di Venezia, certo, perché Venezia naturalmente è l'epicentro sempre delle nostre trasmissioni. Venezia perché ha affrontato il problema del trasporto, particolare, quello dell'idrogeno, e quindi valuteremo anche quali sono i reali vantaggi che può dare l'idrogeno in questo caso. Ci risultano abbastanza dubbi, ma Venezia, siccome ha avuto la possibilità di indebitare lo Stato per 15 milioni di dollari, ha comprato 90 bus, naturalmente a idrogeno, e di questo ne parleremo più approfonditamente, perché naturalmente abbiamo fatto un debito, ma si poteva spendere meno e si poteva ottenere un trasporto migliore, ed è appunto il motivo per cui ne parliamo. Certo. Poi parliamo ancora di Venezia, quindi. Certo. E parleremo del ticket per i turisti, parleremo quindi di questa misura che è stata introdotta e che sarà in fase sperimentale nel 2024, una sperimentazione che potrebbe creare non pochi problemi a livello burocratico nella gestione di questa iniziativa. E poi parleremo certamente perché è nuova, però i primi a dire che Venezia, i turisti devono essere tassati, perché Venezia è un museo aperto e non è giusto che tutti vengano da tutto il mondo, spendano un sacco di soldi di voli aerei, poi entrano a Venezia e possono fare quel che vogliono. Allora, se è vero che ogni anno arrivano a Venezia e permangono a Venezia all'incirca 32 milioni di turisti, voi immaginate cosa vuol dire l'inquinamento da feci della laguna di Venezia. Tant'è vero che quando c'è stato il Covid e quindi Venezia era deserta,
erano tornati i delfini dentro la laguna. Questo è soltanto un piccolo parametro di quello che sta succedendo nella laguna di Venezia, perché noi vediamo soltanto i turisti sotto forma di soldi, ma i danni che fanno i turisti e il poco che spendono non è sufficiente a riparare i danni che fanno. Questa è un'iniziativa nuova, l'abbiamo promossa ancora noi 20 anni fa e prima ancora. Finalmente una classe politica ha preso atto. Diamo notizia anche che a Firenze hanno già pensato di mettere anche loro la tassa di accesso a Firenze, che diventa una cosa leggermente più complessa e più difficile, ma comunque può essere un indizio. È chiaro che in questo momento mettere a punto una cosa di questo genere non è semplice, quindi ci sarà il dibattito, ci saranno gli oppositori, i favorevoli, ma credo siamo dell'idea che alla fine Venezia, se uno vuole andare a visitare Venezia e viene da New York o da Pechino, deve pagare la tassa di accesso. Certo, certo. Bene, allora iniziamo questa nostra serata e apriamo con questo primo argomento che vogliamo affrontare. Lo facciamo assieme agli ospiti che abbiamo in studio, ve li presento subito e saluto il collega Francesco Pontelli. Buonasera Francesco. Buonasera, grazie per l'invito. E grazie per essere qua, è un giornalista economico. Saluto in collegamento il professor David Burigana. Buonasera professore. Buonasera. Buonasera, grazie per la disponibilità, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova, e saluto in studio Alione Badara Giop, funzionario della FIAM CGIL a Padova. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei, anche a lei per essere qui, per cercare di capire che cosa sta accadendo, Ermanno, e soprattutto che tipo di prospettive può aprire un allargamento, un rafforzamento di questo gruppo, questi BRICS: Brasile, Russia, India, Sudafrica Sudafrica, Brasile, India, chi altro manca? Li abbiamo messi tutti? Cina. E la Cina, bravo, quello più importante probabilmente, no? Ma sono tutti importanti. È chiaro che fino adesso, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'economia e la politica si è sviluppata prevalentemente all'ombra degli Stati Uniti. C'è stato il periodo della guerra fredda, cosiddetta guerra fredda, quando anche la Russia aveva un suo peso, perché era una nazione che era riuscita a costruirsi la bomba atomica, di conseguenza aveva creato una sorta di equilibrio potenziale che è stato utilizzato per trasformare quella che sarebbe stata comunque una guerra in una guerra fredda. Questa guerra fredda si presume sia finita nell'89, in realtà è continuata, perché i patti che sono stati fatti a suo tempo, proprio alla caduta del muro, non sono stati rispettati, soprattutto dalla parte della NATO, e naturalmente la cosa è andata aggravandosi fino alla guerra ucraina che stiamo vivendo in questo momento. Questo è arrivato l'ultima ratio, perché è una guerra, e come tutte le guerre è una guerra di economia. Non nascono guerre per altri interessi, solo la guerra di Troia era stata fatta per una giovane fanciulla, ma certamente queste hanno ben altri scopi. E di conseguenza si sta formando, a causa di questa guerra, si sta coagulando un certo numero di stati che non intendono più essere sottomessi alla geopolitica degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti in questo momento soffrono anche di un altro fattore, che gli manca il Presidente della Repubblica, cioè Joe Biden. Non credo che sia in fase di poter decidere se andare a letto la mattina oppure andare a letto la sera, di conseguenza anche su quelle che sono le strategie mondiali. Dietro Joe Biden ci sono delle lobby che stanno gestendo le operazioni dello Stato, e questo è chiaro ormai, perché di barzellette su Joe Biden ne abbiamo viste molte.
Questo dà l'idea di come il presidente americano sia sì presidente degli Stati Uniti, ma naturalmente decisamente sottomesso alle grandi lobby. E naturalmente questo comporta una gestione e una poca, diciamo, attenzione non solo nei confronti degli altri Stati, ma anche nei confronti degli stessi Stati Uniti, e quindi le lobby stanno mettendo in crisi gli Stati Uniti nei confronti degli altri Stati, che non si riconoscono più come singoli oppositori della politica americana, e quindi stanno creando una corona di stati che non hanno nessun interesse, in quanto sfruttati dall'Occidente, quindi gli Stati Uniti, NATO, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna, eccetera. Quindi non vogliono più sottostare a questa lobby, diciamo, di stati che sta sottomettendo la politica o condizionando per l'ennesima volta la politica mondiale. Quello che fa sorgere, diciamo, quello che ha creato il nuovo status è sostanzialmente la Cina. È cresciuta come un fungo, una nazione che è stata massacrata per 130 anni da noi occidentali nella famosa guerra dell'oppio, oggi che è tornata a impossessarsi della sua intelligenza, della sua capacità produttiva, della sua modo di concepire anche la politica, si scopre improvvisamente che se è gestita bene anche uno Stato, diciamo così, gerarchico, uno Stato comunista, può creare economia e può gestire un'economia. Quindi l'economia è legata a come gestisci la realtà e non come viene gestita la politica, o viceversa. Allora, di questi stati naturalmente se ne stanno aggregando molti altri, parliamo addirittura di una trentina di stati che sono in fila d'attesa, in lista d'attesa per poter entrare e addirittura creare una nuova moneta contro l'euro e una nuova moneta soprattutto contro il dollaro. E credo che questo sia l'inizio, se non riescono a mettersi d'accordo, di un nuovo conflitto. In questo senso abbiamo il primo contributo, così i nostri telespettatori potranno vedere finalmente cosa sta succedendo a questo BRICS, che nessuno se ne parla tanto ma nessuno conosce. Abbiamo cercato di approfondirlo per dare possibilità di capire cos'è questo fenomeno. Sono sempre di più le nazioni che ritengono che gli Stati Uniti e gli alleati occidentali stiano camminando verso una probabile crisi politico-finanziaria che metterà a rischio la stabilità mondiale. Le tante zone di conflitto ancora aperte, dallo Yemen all'Ucraina, e i continui attriti con la Cina nel Pacifico ne sarebbero la testimonianza. Una situazione che ha portato molti paesi a cercare partnership diverse, allontanandosi dall'influenza americana. Paesi africani, del Sud America, ma anche asiatici, non usano più solo il dollaro come moneta di scambio commerciale, hanno introdotto pagamenti in rubli, in yuan, e i paesi del gruppo BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, sarebbero pronti a lanciare una nuova valuta garantita da una base aurea e dai giacimenti di terre rare, quei minerali oggi strategici che si trovano in buona parte proprio in Cina, Africa e Russia. Una situazione accelerata dalle sanzioni internazionali contro la Russia per la guerra in Ucraina, e molti sviluppi recenti indicano la tendenza a una lenta ma costante dedollarizzazione nelle transazioni commerciali, almeno all'interno dei paesi BRICS. Le banche centrali dei mercati emergenti hanno infatti acquistato quantità record di oro nel 2022 e la tendenza continua anche quest'anno. Cina e Turchia stanno guidando questo movimento, riducendo al contempo le loro riserve in dollari. La metà del commercio tra Cina e Russia è già regolato in renminbi e Putin ha recentemente espresso sostegno all'utilizzo dello yuan cinese negli accordi commerciali tra Russia, Asia, Africa e America Latina. Un segnale quindi che gli equilibri stanno cambiando e che è arrivato 3 settimane fa da Johannesburg, dove è stato annunciato che dal 1 gennaio 2024 anche Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti
entreranno a far parte del gruppo BRICS. Con il loro ingresso il gruppo rappresenterà il 36% del PIL mondiale e quasi 4 miliardi di persone, cioè il 47% della popolazione dell'intero pianeta, ma ci sono altre 40 nazioni interessate a entrare nel gruppo, 22 le domande formali già presentate, altrettante espresse in modo informale da capi di Stato e di governo. Tra questi figurano paesi come l'Algeria, il Venezuela, Indonesia, Bielorussia, Kuwait, Nigeria e altri ancora. Con Iran e Arabia Saudita sotto l'ala BRICS ci sono quindi i 4 maggiori produttori mondiali di petrolio, in grado quindi di dettare legge sul mercato. Il PIL del gruppo nel 2021 ha superato i 24,73 trilioni di dollari, ancora inferiore a quello del G7, ma in crescita continua, una crescita trainata da Cina e India, per i quali il Fondo Monetario Internazionale ha previsto un tasso di crescita rispettivamente del 5,2 e del 6,1% nel 2023, numeri che potrebbero portare presto a un sorpasso sui paesi del G7 in termini di prodotto interno lordo, così da cambiare i pesi nell'equilibrio mondiale che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ecco, questa è, diciamo, la nuova situazione a livello internazionale. Francesco Pontelli, questo diventa una sorta di Commonwealth, ma naturalmente senza l'Inghilterra di mezzo, cioè una equa ridistribuzione del potenziale che messi insieme naturalmente creano un volume di affari ma anche un volume di impatto economico sul mondo che è fuori dal comune. Prego. Indubbiamente la crescita dei BRICS può creare e creerà sicuramente dei cambiamenti di equilibri internazionali, specialmente a livello di politica economica e di politica energetica. Però non dobbiamo dimenticarci che questi paesi qua, i BRICS, hanno un problema istituzionale fondamentale che è dato dal contrasto tra le politiche indiane e le politiche cinesi, che questo a noi fa molto comodo, in quanto se loro trovassero una intesa, allora veramente i BRICS potrebbero avere una forza di fuoco sicuramente superiore. Per fortuna esiste questo antagonismo tra queste due grosse superpotenze industriali. Secondo, è evidente che i BRICS partono da una debolezza che è quella espressa dagli Stati Uniti, ma la debolezza degli Stati Uniti più che a livello politico è stata soprattutto a livello strategico di politica estera, perché non va mai dimenticato che la prima azione a livello di politica estera dell'attuale amministrazione americana Biden è stata quella di sospendere l'accordo che aveva sottoscritto l'amministrazione Trump con l'Arabia Saudita e che aveva permesso sostanzialmente l'equilibrio tra la politica energetica attraverso un mantenimento del prezzo del petrolio attorno ai $60, che poteva da una parte dare la giusta, quantomeno giudicata giusta, remunerazione alle aziende americane che estraevano il petrolio negli Stati Uniti, e che costa attorno ai $38-39 in calo, mediamente a barile di petrolio, quando in Arabia Saudita costa $2 a barile, e soprattutto aveva permesso agli Stati Uniti di creare un blocco nei confronti dell'Iran sciita. La prima mossa di Biden fu quella di sospendere e aprire le trattative con l'Iran. Iran, che tra l'altro è quello che è sotto inchiesta per l'arricchimento dell'uranio, che ha sempre Israele, grande alleato degli Stati Uniti, che lo monitora e ogni tanto fa anche delle azioni di spionaggio non solo industriale ma anche sul campo. Per cui questa azione è stata a livello di politica strategica devastante. Il frutto di tutto questo qual è stato? Che l'Arabia Saudita si è alleata con la Russia adesso, pensate il paradosso, all'interno di una guerra quello che era il maggior alleato degli Stati Uniti è diventato il maggior alleato della Russia, riducendo e proponendo di mantenerlo fino a dicembre di 1 milione di barili di petrolio, la riduzione della produzione di petrolio, quindi mandando il petrolio oltre i $90 quanto è adesso. Tra l'altro il paradosso dei paradossi ha creato un'alleanza tra sauditi e iraniani, una cosa che era impensabile solo 5 anni fa, e Biden nella sua follia è riuscito a creare un accordo tra sciiti e sunniti che hanno creato questa alleanza che, appunto, come diceva giustamente il servizio prima, sono tra i principali produttori di petrolio, per cui questa follia
di Joe Biden, della sua amministrazione, che ha lasciato basito tutto il mondo diplomatico statunitense, che aveva lavorato proprio nella direzione opposta, ha creato una forte esposizione negli Stati Uniti e ha dato la possibilità ad altri di creare queste alleanze che si ritorcono contro gli stessi Stati Uniti. Però, attenzione, non c'era un disaccordo, la guerra tra Iran e Iraq, e naturalmente a vantaggio degli altri paesi produttori di petrolio, non era nell'animo di questi popoli, sono stati fomentati e messi uno contro l'altro. Indubbiamente. Cioè la guerra tra Iran e Iraq, quando c'era ancora Saddam Hussein, l'Iraq veniva finanziato e appoggiato dagli Stati Uniti, l'Iran invece da Israele, che poi alla fine erano sempre Stati Uniti. Quindi era un conflitto deliberatamente voluto, perché i conflitti aiutano le multinazionali, bisogna dire questo. Poi che ci spaventi il fatto che si sono messi d'accordo, vabbè, evidentemente va sul di dietro di qualche multinazionale, ma non certamente a noi, perché le guerre, è vero, che servono, ma normalmente non servono alle persone normali, servono a chi ha bisogno di fare la guerra per guadagnare di più e rubare, naturalmente, perché dalla caduta di Saddam Hussein non c'è nessuno che è riuscito a calcolare quanti miliardi di barili di petrolio sono stati tolti dall'Iran senza neanche pagare $1, perché ancora adesso gli americani dicono sono danni di guerra. Ecco. Resta il problema che però purtroppo l'effetto di questa politica statunitense ha riportato centrale l'OPEC, che negli ultimi anni aveva perso ogni tipo di importanza a livello strategico per quanto riguarda l'influenza del prezzo del petrolio, l'ha riportato in auge, tanto è vero che adesso le riunioni dei paesi dell'OPEC vengono seguite con molta attenzione, e questo perché? Perché gli Stati Uniti... Ma ci sarà un attentato anche all'OPEC, come è successo circa 40 anni fa, che durante un congresso, mi sembra, a Vienna, c'è stato un attentato contro l'OPEC e da quel momento hanno dovuto sospendere tutte le trattative. E non dimentichiamoci che gli Stati Uniti comunque nella loro, secondo me, miopia strategica, perché gli Stati Uniti a livello di politica estera non sono mai stati dei falchi, dei geni. Il discorso degli Stati Uniti hanno raggiunto l'indipendenza energetica. Visto il risultato, mi sembra che ci sia, perché fino adesso gli Stati Uniti hanno fatto quello che hanno voluto, in Cina, in Russia, hanno fatto quello che hanno voluto, perché abbiamo un'Europa che tutto sommato non esiste, praticamente l'Europa non esiste a livello di strategie economiche e politiche. Però è anche vero che negli ultimi 20 anni il dollaro ha perso circa il 20% per quanto riguarda le transazioni internazionali. Adesso è sempre la valuta più importante, però le transazioni internazionali lui raggiunge il 49%, 20 anni fa era il 70-72%. Quindi comunque in prospettiva effettivamente c'è un minor utilizzo del dollaro nelle transazioni internazionali, e questo non può essere un buon segnale per gli Stati Uniti. Dovrebbero essere in grado di capire anche questo, però evidentemente, come dice anche lei, molto probabilmente gli interessi che muovono l'amministrazione statunitense non sono quelli politici e strategici, ma sono probabilmente quelli lobbistici. Ma perché il dollaro non ha più valore per certi paesi? Perché il dollaro era quello che bloccava gli scambi. Se io volevo mettere in crisi un paese e lo mettevo bloccavo la possibilità di poter essere pagato in dollaro e di conseguenza bloccavo gli scambi. Adesso loro cercano un'altra moneta per poter cominciare a scambiare comunque le materie prime indipendentemente dal fatto di usare il dollaro. Questo è un passaggio molto più difficile da fare, però. Certo, ma sto spiegando ai telespettatori che la traccia che loro stanno mettendo la direzione è quella, sicuramente loro cercano una valuta. Che ci si riescano o non riescano, anche i nostri telespettatori staranno a guardare, vedranno e constateranno, perlomeno capiranno cosa sta succedendo, perché ci vuole un'altra valuta,
perché se no io l'embargo a un paese non lo posso fare se questo paese si allea con paesi importanti che usano un'altra valuta al di fuori del dollaro o al di fuori dell'euro. Questo perché la valuta naturalmente è un sistema per dominare il mercato. Certo, la valuta ha due valenze. Una esprime la considerazione internazionale che il mondo finanziario ha nei confronti dei fondamentali economici di un paese, per cui la sua crescita, il suo debito e via di seguito. E poi una valenza politica. Ed è la valenza politica che adesso i BRICS stanno cercando di combattere, perché effettivamente la valuta è un mezzo di pressione politica fondamentale. Però in questo contesto io non posso immaginare la loro volontà sull'operatività, avrei dei dubbi, anche perché la valuta cinese, per esempio il rublo, è in caduta libera da un bel pezzo, anche perché evidentemente la Russia è in guerra, certamente non è la situazione economica e istituzionale migliore, però è anche vero che la Cina si è molto avvalsa di un tasso fisso della propria valuta. Adesso voglio vedere quando, perché vedete, io sono assolutamente d'accordo che la politica ha un'importanza fondamentale, però giustamente prima si faceva riferimento alle lobby, esiste comunque una componente finanziaria che ha delle capacità. Faccio un esempio banale: il fondo BlackRock ha una dotazione che è 3 volte e mezza il nostro PIL. Solo il fatto di decidere in un senso o nell'altro può determinare la riuscita o meno di un'iniziativa politica. Certo. Cioè ci sono quello, giustamente prima si faceva riferimento alla guerra fredda di due grossi gruppi. Adesso ci sono parecchi gruppi, non tantissimi, ma che hanno delle dotazioni finanziarie che possono eventualmente far fallire o mettere in grossa difficoltà uno Stato, perché certo, se tu giochi sull'onda ribassista di un titolo di uno Stato e con la tua capacità finanziaria, di fuoco finanziario, tu lo metti in crisi realmente, come dicono sia stato nel 92, nel 2008, questa è la realtà, per cui certamente la politica ha importanza, però non dimentichiamoci della capacità che questo mondo finanziario, questi grossi fondi privati dei quali noi sottovalutiamo l'importanza, perché io fino adesso, faccio un esempio banalissimo, la Francia a maggio ha deciso di nazionalizzare EDF, che è la società che produce energia elettrica a livello nucleare, buona parte nucleare, perché l'obiettivo è quello di assicurare il più basso livello per le famiglie e per le imprese del costo dell'energia elettrica. Noi stiamo vendendo quote dai nostri molti utili dei fondi privati. Certo. Cioè, questa è una strategia che è una follia assoluta. Certo. E abbiamo quelli che si definiscono liberali che dicono che è una grande opportunità, ma non è un'opportunità per il paese, perché certamente la Francia non sarà mica un regime comunista, ma purtroppo noi viviamo in questa logica qua, per cui vanno bene i BRICS studiali, va bene gli Stati Uniti, va bene l'Europa, però ricordiamoci che un grosso ruolo lo giocano i fondi privati, specialmente BlackRock, Vanguard. Pensate solo al fondo dei pensionati norvegesi, ha una dotazione di miliardi di dollari incredibile. Certo. Bene, allora proseguiamo. Professor Burigana, a lei la parola su questa creazione, questo neonato, diciamo, gruppo di paesi che si vogliono unire per far fronte a quelle che sono, diciamo, le operazioni finanziarie, ma anche per tutelarsi, diciamo, da un punto di vista bellico, nei confronti di un mondo che sta andando in una certa direzione, e lo vediamo in Ucraina. Ormai l'Ucraina nessuno ne parla più, continuano ad ammazzarsi, ma non è diventata una cosa così importante come era all'inizio. Ma al di là di questo, lei cosa vede? Quale notizia ci può dare? Quale prospettiva c'è in un'operazione di questo genere, dove certamente Stati Uniti, Europa, Inghilterra, eccetera, punteranno a diciamo, mitigare questa aggregazione, perché naturalmente anche loro, ciascuno di questi stati, ha grossi interessi sia in Cina, sia in Russia, eccetera, e quindi quale ostacolo potrebbero mettere affinché questo non avvenga? Prego, professore. L'attuale, diciamo, i BRIC nascono, perché non c'era il Sudafrica, nascono all'inizio degli anni 2000 ed è una definizione economica
Oggi invece questo capitalismo è diventato un capitalismo politico, o meglio cercano di farlo diventare un capitalismo politico, approfittano della situazione di crisi, forte crisi internazionale in cui si trova sia l'Europa che gli Stati Uniti a causa della guerra in Ucraina, che è un punto di forte debolezza per noi, ora parlo dal punto di vista politico, e approfittano anche della congiunzione politica, per esempio in Brasile, con il nuovo presidente che spinge per mettere in difficoltà, sì, per mettere in difficoltà gli Stati Uniti, l'Occidente, anche su una scorta su un'ideologia che è una ideologia che vuole anche ribaltare la situazione di potere a favore di una maggiore attenzione verso le sue fasce più deboli della popolazione. Insomma, è un discorso che una volta si definiva di sinistra. In questo discorso vi è un paese nuovo che sta diventando importante, che è l'India, anche lì con una forte guida politica che coniuga bene gli aspetti dell'immagine con l'economia. Non è un caso, no, la discesa sul polo sud della Luna di questa probe, di questa sonda indiana, sul polo sud della Luna, perché primo di tutto è il polo dove c'è sempre la luce solare, quindi chi volesse costruire qualcosa, una base sulla Luna, quello è un punto fondamentale. Poi è perché è la zona dove probabilmente c'è molta acqua ed è quindi una zona strategica. Ricordo che l'Europa non sa atterrare né partire da pianeti, l'India invece ha dimostrato di farlo dopo anche l'insuccesso da parte della Russia, che l'ha comunque tentato in un momento di estrema difficoltà. E poi c'è la Cina, che ormai è un pezzo che sta facendo una politica di leadership a livello globale. Con chi si devono scontrare? Si scontrano con l'Occidente. Chi trovano come alleati? I paesi arabi. È vero l'Arabia, ma anche gli Emirati Arabi. Chi studia gli Emirati Arabi ha visto negli ultimi 15 anni un paese che punta molto sull'innovazione, invita i migliori cervelli a insegnare nelle loro università che sono per esempio costituite sull'embrione della New York University e della Sorbonne, che hanno costruito 2 università là. Questo per rendersi conto anche delle interconnessioni e delle interdipendenze. E l'idea di creare una moneta unica, sì, è un grande messaggio, però è difficilissimo. Non credo più alla moneta unica quanto a un sistema di coordinamento che già in parte funziona sugli scambi commerciali, dove secondo me il ruolo importante è stato ricordato anche prima, cioè il ruolo degli Stati. Siamo ormai in una situazione in cui i punti di vista nazionali, delle politiche estere nazionali, stanno prevalendo e devono prevalere anche all'interno dell'Unione Europea, che vive un momento di scompenso, come si dice, per chi la studia nella sua identità. Ma del resto ha mai tentato la CE e l'Unione Europea di avere una politica coordinata e una politica di sicurezza e di difesa comune. Ha tentato, ma non l'ha mai fatta. La difesa viene fatta dalla NATO, politiche estere coordinate ci sono, ma la cooperazione è una cooperazione intergovernativa nei settori strategici, quindi scienza, tecnologia, energia. Vuol dire che partecipa nei progetti europei quello Stato europeo che ha i finanziamenti, il money, il denaro e le capabilities, cioè le capacità. È una visione che è molto lontana da una visione comune. Un solo esempio su un asset strategico sulla quale la Cina sta cercando di investire, quello che riguarda la microelettronica, i semiconduttori. Si è parlato di terre rare, ma non sono terre rare, sono minerali che ci sono. Qual è il problema? Il problema è che vanno lavorati, estratti, purificati e per esempio, un esempio è il tantalio che viene dal Congo, viene estratto
e tramite Dubai e il Sudafrica, non a caso, viene spedito per esempio in Cina, dove viene purificato, con grandi conseguenze per l'inquinamento. Per esempio dal satellite si può vedere una regione che è grande come la Lombardia in Cina, che ha un colore scuro, e quella regione al confine, non a caso, con la Mongolia, in cui vi sono la massima concentrazione di impianti cinesi per la purificazione di queste cosiddette terre rare. I semiconduttori si fanno sempre ancora col silicio. Perché le terre rare? Anche qui un altro elemento di una politica che la Cina fa, che comincia a fare anche l'India, accumulare dei materiali strategici per poi influenzare sul mercato. Si è parlato dei grandi acquisti di oro. I grandi acquisti di oro sono un modo per destabilizzare, non sono un modo per creare semplicemente degli investimenti. Certo. Di fronte a questo effettivamente c'è una politica statunitense che non va incontro alla cooperazione con i paesi, chiamiamoli pure democratici occidentali, da una parte. Dall'altra c'è un intero continente, che è quello africano, che diventa ancora sempre più preda di un nuovo colonialismo, che non è più quello occidentale, ma è quello che arriva, no, quello occidentale e anche quello americano, ma è quello che arriva dalla Cina. La Cina offre infrastrutture a prezzi scontatissimi, però è una vecchia tecnica che usavano per esempio gli europei nella stessa Cina, famosa in Manciuria, la ferrovia. Uno offre una ferrovia e poi ha possibilità di utilizzare la ferrovia e il territorio adiacente per creare impianti, facilitazioni. Tutto questo ovviamente appare come un investimento quasi a costo zero, però è un impegno finanziario e poi è una presa geopolitica. Non ho una visione troppo favorevole di quello che sta accadendo. E poi abbiamo parlato di uno Stato, la Turchia. Ora la Turchia è legata, diciamo, economicamente molto all'Unione Europea, strategicamente alla NATO, però Lula per esempio ha fatto degli annunci di avvicinamento anche alla Turchia. Sì. Quindi certo. Diciamo che quello che va a vantaggio alla Turchia da sempre è il passaggio dei Dardanelli, quindi se la Turchia si mette di mezzo, ha sempre fatto così l'impero ottomano, diciamo, faceva pagare le tasse. Bene, allora passiamo invece a Badara, che è il nostro ospite, e vogliamo sapere da lei, che naturalmente è più sensibile a questa vicenda, la impressione di questi stati che si tendono ad aggregare, cioè aggregare addirittura dei continenti, perché parliamo di Russia e Cina, fa un continente, e India è un continente praticamente asiatico, e il continente africano. Quale prospettiva lei lo vede nel senso positivo? Ha dei dubbi? Potrebbe succedere qualcosa? Qual è la sua opinione? Allora, grazie di questa opportunità, perché poi io comincerei a fare una battuta. I proverbi africani ogni tanto poi rendono il senso giusto della realtà. Sì. Allora, ce n'è uno che dice: quando gli elefanti fanno la bagarra, chi è che ci rimette l'erba sotto i piedi? Perché ovvio che noi leggiamo questo come grandi cambiamenti a livello mondiale, che necessitano comunque la padronanza dell'energia, le terre rare e tutto quello che sappiamo. E ci troviamo in un bivio di scelta tra il colonialismo vecchio, che poi alla fine, facendo i conti oggi, non ha lasciato niente nell'Africa subsahariana. Perché poi qualcuno mi dovrà spiegare perché centinaia di migliaia di giovani oggi prendono i barconi sapendo di poter morire attraversando. Certo. Però dicono: vabbè, già siamo morti viventi nel nostro continente perché non c'è spazio.
almeno tentiamo. Se arriviamo vivi, ricominciamo da capo. Se moriamo è lo stesso, perché siamo già morti. E questo è frutto dei colonialismi vecchi. Adesso non è che devo fare la storia, però sappiamo chi e chi sono stati là dopo Berlino, 1886, in cui hanno diviso l'Africa in piccoli paesi, francesi, inglesi, chi ne ha ne mette. Però oggi siamo di fronte a una nuova era, però non sappiamo come andrà a finire. Allora, la paura più grossa è che si sfocia in una terza guerra mondiale a questo punto qua, perché se questo progetto va a buon porto, sicuramente ci sarà un ridimensionamento del potere economico sia americano e sia anche occidentale, e questo è sempre finito con le guerre. Certo. Poi dopodiché sulla scelta del neocolonialismo, almeno il professore l'ha citato prima, oppure il professore di Padova l'ha detto, magari i cinesi un po' di infrastrutture mettano, ok, però prima non era così, perché le infrastrutture che noi ricevevamo attraverso questi meccanismi, ma tuttora le stiamo pagando, anzi lo paghiamo 3 volte, perché quando i finanziamenti vengono dalla Banca Mondiale o del Fondo Monetario Internazionale, ci sono tassi di interesse fino al 50%. Okay. Allora, tuttora ci chiediamo, ma questa opera abbiamo finito di pagare? No, non avete finito di pagare. Quindi tanti paesi africani, compreso il mio, che il Senegal ha già dato l'adesione, vogliono provare qualcos'altro. Cioè, sulla base comunque di una cooperazione win-win, direbbero gli americani, che almeno uno pensa a un piano Marshall, come si è fatto anche nella seconda guerra mondiale per tanti paesi, compreso l'Africa. Altrimenti l'Africa non sta dentro l'Europa, certo. l'Africa subsahariana. Potremmo dire che sono paesi che stanno migrando uno con l'altro per creare una sorta di potenziale per potersi difendere? Ma sicuramente. Allora, in quel contesto noi cosa possiamo portare? Perché interlocutori come la Russia, come la Cina, almeno questa roba è nuova. Sì. Ti chiedono di che cosa hai bisogno. Cioè non è che dico, ok, io ti do i soldi, però devi costruire una ferrovia. Ultimamente abbiamo pagato un sacco di miliardi per un treno, cioè, che deve percorrere 50 km. È strategico per un paese che ha tutti i problemi di questo mondo qua? No, perché a vantaggio di questi investimenti tornano in Francia, perché non è che ci chiedano voi che cosa volete, no, io ti do questi investimenti ma lo fai in questo modo qua. Poi dopodiché arrivano le privatizzazioni, perché settori come la telecomunicazione, come i porti, non sono più in mano ai nostri stati, ma a dei gruppi francesi o gruppi americani. È ora di dire, c'è questa nuova possibilità, non sappiamo dove ci porterà, però abbiamo la possibilità oggi di scegliere tra tutti i colonialismi, magari un colonialismo nuovo, che se ci mettiamo nel nostro politicamente potremo anche indirizzare in un certo senso, cioè in modo che magari i bisogni che abbiamo oggi sono arrivare a un'agricoltura meccanizzata, okay, sviluppare piccole e medie imprese e poi fermare questa emorragia perché chi va via oggi ha meno di 24 anni e questo è il futuro nostro. Però se tutti se ne vanno e vengono oggi in Occidente che non c'è prospettiva, perché non lo sanno queste cose qua, perché frutto di
un retaggio coloniale che per noi, per svilupparsi, bisogna andare in Occidente. Non è così. Quindi abbiamo anche una doppia sfida, quella di innanzitutto decolonizzare le nostre menti, no? Perché noi fino ad oggi pensiamo all'occidentale, ma se cominciamo a dire no, ce lo possiamo fare in base anche a una visione culturale che poi parte delle esigenze vere del continente africano, perché prima ho sentito parlare anche del petrolio, ancora stiamo parlando del petrolio e vediamo cosa è successo in Libia, la natura che comincia a ribellarsi. Non possiamo fare finta che poi anche questo tipo di sviluppo non porta bene a tutta l'umanità. Certo. Quindi per noi è un'occasione, ma dove ci porterà è un incognito tuttora, perché poi c'è tutto da definire. Può darsi che porterà a un bene, o può anche portare anche tensioni veramente più grandi di noi, perché qualcuno non vorrà mai cedere una quota perché il benessere occidentale oggi, se la andiamo a misurare, gran parte deriva dai paesi sfruttati. Certo. E se viene ridimensionato, poi qualcuno comincerà a magari dimagrire un po' di più, perché l'EDF che citava prima il professore, ma gran parte o 30% dell'uranio oggi che fa i centrali nucleari francesi arriva dal Niger. Certo. Sì. E il Niger non ha l'acqua potabile, oppure vai in certi contesti l'elettricità non c'è. Non c'è, certo. Però la Francia non ha mai pensato di fare almeno un piccolo centrale nucleare in Niger per dargli l'elettricità. Certo. Quindi sì, per noi un po' di libertà vi consente anche di potervi gestire da soli e non essere sfruttati. Grazie. Allora passiamo al secondo contributo, BRICS i non allineati. Abbiamo fatto un po' una mescolanza, perché parlare dei paesi non allineati certamente non assomiglia al BRICS, ma parliamo di un periodo in cui c'era il blocco naturalmente dei paesi NATO e c'era il blocco dei paesi comunisti e in mezzo un Tito che era pure comunista, ma su suggerimento di Churchill e di altri personaggi aveva creato un mondo di paesi che non si riconosceva né da una parte né dall'altra, quantomeno così dicevano, e si ritenevano liberi. C'era l'Iraq, c'era l'India, c'era entrata anche Cuba, c'era l'Algeria, c'era la Libia, eccetera. Quindi questa massa di paesi che non stavano né di qua né di là avevano creato una certa realtà, però non possiamo compararla con questo che sta nascendo adesso, il BRICS. Prego, col secondo contributo. I paesi non allineati nacquero nel 1961 con l'egiziano Nasser, lo jugoslavo Tito e l'indiano Nehru tra i fondatori, ma avevano un antecedente quando alla conferenza di Bandung del 1955, promossa dal governo indonesiano di allora, si riunirono 29 paesi africani e asiatici, molti dei quali da poco usciti dalla colonizzazione occidentale. Nel manifesto approvato a conclusione della conferenza, i paesi coinvolti condannarono tutte le forme di oppressione coloniale e come non allineati si proposero come nuovo soggetto della politica internazionale, distinti e autonomi dai due blocchi riuniti negli imperi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Nella dichiarazione di costituzione del movimento si affermava che la soggezione dei popoli al giogo straniero, la dominazione e lo sfruttamento sono in contraddizione con la Carta delle Nazioni Unite e sono di ostacolo allo sviluppo della pace e della cooperazione mondiale, principi che dovrebbero essere validi ancora oggi, ma che da allora non sono mai stati messi in atto e si procede speditamente verso una rivoluzione dell'ordine geopolitico mondiale tra imperi in decadenza, gli Stati Uniti, e quelli nuovi come la Cina in cerca di una legittimazione e di un riconoscimento internazionale.
Possiamo ritenere quindi che i BRICS oggi rappresentino una nuova forma dei paesi non allineati? Il modo in cui Cina, India, Brasile e altri cercano di costruire un mondo multipolare sarebbe una prospettiva, ma i valori dei BRICS non sembrano molto diversi da quelli capitalistici dell'Occidente. Chiedono una diversa cooperazione economica, vogliono uscire dal predominio del dollaro creando una nuova moneta di scambio, ma vogliono anche continuare a sfruttare il vecchio petrolio, come i nuovi litio e terre rare. Quindi anche come BRICS Plus contribuiscono alla devastazione capitalista della terra. È più facile immaginare la fine della terra che la fine del capitalismo. L'aumento dei membri però fornisce ai BRICS e al loro messaggio di riforma globale un maggiore peso. Nel confronto tra Washington e Pechino, che si danno battaglia su vari dossier, l'idea che hanno le potenze emergenti sembra diversa. Se la dominanza post-guerra fredda dell'America come unica superpotenza si sta esaurendo, molti paesi puntano su un mondo multipolare, svincolato da rigide logiche di appartenenza. Lo scenario sembra diverso, quindi più fluido. Le difficoltà tra America e Cina hanno aperto però una nuova era di opportunità per i paesi di tutto il mondo, in cui le nuove potenze economiche stanno emergendo e spingono per tutelare i propri interessi. È il caso dei paesi del Golfo o dell'India, stanno nascendo nuove alleanze e si ridiscutono le relazioni con gli Stati Uniti. Allora Biden è avvisato, l'Occidente e l'Europa pure. Prego Pontelli. Ma io sono assolutamente d'accordo sulla volontà da parte di questi Stati di uscire un po' dal cono d'ombra nel quale la polarizzazione della politica estera li aveva costretti. Però non dobbiamo dimenticarci quello che manca in una visione di una rinnovata autorevolezza di questi paesi, gli manca la banca, manca il supporto finanziario. Credo che sia fondamentale nel cercare giustamente, visto che questo tipo di opportunità è assolutamente mancata per quanto riguarda la colonizzazione economica che da dopoguerra in poi i paesi occidentali hanno fatto nell'Africa, però riuscire a ottenere uno sviluppo interno a questi paesi è necessaria la creazione di una banca. Creare una banca che investa nell'Africa rappresenta un problema non di poco conto, primo perché devi trovare una componente finanziaria che crede nel tuo progetto, che ti presti soldi e tu devi dare come garanzie determinate cose che tu hai già dato alla Cina, come il famoso terre rare. Cioè nel momento in cui tu comunque hai dato ad un paese esterno all'Africa come la Cina il monopolio o una parte o una buona percentuale della gestione delle terre rare, è evidente che tu hai depatrimonializzato il tuo stesso Stato o la tua stessa associazione, per cui l'obiettivo che loro dovrebbero darsi, più che quello di una valuta che permettesse la de-dollarizzazione, loro dovrebbero creare un istituto finanziario che finanziasse essenzialmente all'interno dei paesi del BRICS, per dargli quell'opportunità di poi porsi sul mercato globale e offrire i propri prodotti o servizi ad un prezzo concorrenziale. Senza questo tipo di braccio finanziario che investa in questi paesi saremo, perché ormai questa è una situazione che ci accomuna a tutti gli Stati, saremo sempre comunque al soldo delle grosse componenti finanziarie che ovviamente giocano non per sviluppare un determinato paese, ma solo e esclusivamente per ottenere la massima remunerazione del capitale nel più breve tempo possibile. Sì, questo è fattibile, però bisogna tenere presente che abbiamo un colosso come la Cina e un colosso come la Russia, e la Cina, diciamo che nei primi 20 anni della sua, rinascita, ha costruito tante di quelle università in tutto il paese che praticamente ha acculturato non solo da un punto di vista della cultura tradizionale cinese, ma anche da un punto di vista tecnico e anche economico, tant'è vero che la Cina in questo momento possiede quantità di beni dello Stato americano, di titoli di Stato americano, superiore a qualsiasi altro paese. E non sono stupidi, perché hanno dimostrato
che in silenzio, come si dice, il tuo nemico, ti siedi sul margine dell'argine e prima o dopo lo vedrai passare galleggiando. Sono perfettamente d'accordo con lei. E questa è stata la politica che ha dimostrato che la Cina non stava né dalla parte di Putin, né dalla parte degli Stati Uniti, né dalla parte della NATO. La Cina ha sempre avuto come tradizione millenaria la capacità di essere autosufficiente e non farsi coinvolgere nelle guerre. Tant'è vero che è l'unico paese che ha costruito una muraglia per dividere la sua entità, diciamo, nazionale da tutto il resto del mondo. Fino a che non hanno buttato giù quella muraglia, i cinesi nel loro immenso impero sono stati molto meglio di noi. A distruggere la Cina ci abbiamo pensato noi in 130 anni di guerra contro la Cina e abbiamo creato il presupposto perché venisse eletto Mao Zedong. Siamo noi responsabili, perché quando si distrugge un paese e lo si mette alla fame, qualsiasi possibilità di poterlo gestire è soltanto da parte di una dittatura. Ecco, allora sicuramente manca una esperienza finanziaria e questo l'ha dimostrato la Russia dopo che è crollato il muro, quando è finita la cosiddetta guerra fredda. Gli americani sono andati e hanno fatto di tutto e di più pro domo loro dentro in Russia, finché Yeltsin è stato messo da parte, ha detto tirati fuori, e ci hanno messo Putin. Ma Putin è alla difesa dell'economia russa. Poi chiaramente se io metto una persona in condizione di doversi difendere anche con violenza, certamente diventerà un criminale e questo è molto vantaggioso per il suo nemico, perché lui è cattivo e io sono buono perché ho la democrazia, quella stessa democrazia che abbiamo portato in Afghanistan, abbiamo rivoluzionato l'Afghanistan, mi pare, no? E poi quando nel momento più bello, cosa è successo? Se ne sono andati. E qui hanno lasciato un mare di disastri. Allora, io sono stato in Afghanistan prima, era un paese di una tranquillità e di una bellezza unica, con le sue tradizioni che magari noi da occidentali non condividiamo, ma c'era un equilibrio all'interno delle popolazioni, perché l'Afghanistan non è una nazione, è un insieme di popolazioni diverse. L'abbiamo chiamato noi Afghanistan quando abbiamo cercato di colonizzarlo, così come abbiamo fatto con l'Africa. L'Africa non era fatta di nazioni, le abbiamo inventate noi pro domo nostra. Questi sono i disastri che ha fatto l'Occidente. Adesso l'Oriente, la Russia, che ha una civiltà notevole, la Cina che ha una civiltà che ci ha insegnato tutto, dalla seta alla polvere da sparo, dalla bussola alla carta, ci ha insegnato la carta moneta. Chi è che l'ha inventata? La base aurea, chi l'ha inventata? Un certo Gengis Khan, che ha imposto il pezzo di carta in cambio, cioè mi portate tutto l'oro e io vi do in cambio la moneta, e questa, signori, vale, salvo che se qualcuno non ci crede gli tagliamo la testa, e così si fa in maniera molto semplice. Quindi noi dalla Cina abbiamo portato, e la via della seta è stata la ricchezza di Venezia, di Genova e di tutto l'Occidente. Io credo che non mi preoccuperei molto di quello che sta succedendo, perché tutto sommato io non ho mai visto un cinese venire in Europa e sparare a cannonate per venderci la droga. Perché a volte la storia, purtroppo, nelle scuole viene raccontata esattamente alla rovescia. Non ho mai visto un indiano venire qua a ammazzare per venderci la droga. Non solo, ma sono andati in Afghanistan gli inglesi e hanno insegnato come coltivare la droga, perché dovevano portarla in Cina e rubare i soldi, e hanno creato la loro base aurea della loro moneta. Questo è il fatto. Allora, noi abbiamo paura, certo, perché un avversario economico è sempre un avversario. Però bisognerebbe trovare il punto giusto di connessione tra quello che è il vantaggio dell'altro e offrirgli non una bomba atomica, ma la possibilità di crescere, perché tutto sommato questa è la volontà di tutti. Professor Burigana, un parere suo su questa evoluzione?
stato a un livello siderale, è difficile ora ritornare. Parlava, finendo con quello che lei ha detto, no? Sulla bomba atomica. Neanche i BRICS vogliono offrire la bomba atomica, perché hanno due stati che hanno la bomba atomica e per loro è una questione di potenza averla. Io non sono, diciamo, del tutto tranquillo, forse perché studiando la storia appunto si vedono queste successioni di imperi. Quello che consiglio è cercare di, studiare la storia della Cina, il passato della Cina, anche da un punto di vista politico e culturale. La Cina nel suo stesso ideogramma ha al centro lei stessa, è la terra di mezzo. Quindi non è che prima ci sono loro e poi ci sono gli altri, c'è un'interpretazione per cui ci sono loro. Dopodiché, appunto, alle forme di colonizzazione, oggi si parla di decolonizzazione, infatti correttamente anche di una decolonizzazione delle mentalità, come è stato detto, no? Anche nella stessa Africa. Perché? Certo. Perché molti dei legami post-coloniali sono dovuti alle elite locali, sono dovuti all'attuale situazione a una fortissima instabilità politica che va a favore di tutti quelli che vogliono aumentare, diciamo, il profitto, quindi non è solo per motivi geopolitici di controllo di paesi come appunto la Francia o come anche noi che ci interessiamo, no? Al caso della Libia, ma proprio da una serie di società finanziarie che sono state ricordate prima, i famosi fondi di investimento che sono venuti, non sono una novità, c'erano già fondi di investimento nella Compagnia delle Indie Orientali Britanniche alla fine del Settecento e poi in avanti. Qual è la differenza? È che il potere con gli stati forse si è capovolto, per cui sono in grado effettivamente di poter orientare le politiche di alcuni stati. Io ritorno a suggerire l'idea di verificare, di rimettere al centro la scelta politica. Anche quello che sta accadendo ci fa vedere tutti gli euro che sono stati gettati, buttati via dall'Unione Europea in moltissimi progetti di sviluppo, di contatto con i paesi africani, non di esportazione della democrazia, ma di far vedere su quali valori l'Unione Europea e prima la Comunità Europea si basava. Questa è una parte importante, c'è una zona nel mondo in cui una trasmissione come questa, quello che io sto dicendo, non metterebbe nessuno a rischio. Questa zona del mondo è la parte euro-occidentale. In questo momento sappiamo benissimo in Russia, ma anche in Cina, in alcuni paesi africani, persone che cercano di portare un'idea nuova, anche libera, da un sistema politico sono a rischio della vita. Certo. Credo che questo sia un aspetto importante e fondamentale. E poi ritornare a capire meglio quali sono i meccanismi, le dinamiche dell'economia. Non è solo una questione di una prospettiva nuova, diversa da quella europea. Siamo in una situazione di ritorno di politica di potenza. Io non credo in questo grande afflato del mettersi insieme, come era nel caso dei paesi non allineati. Brutalmente, in modo estremamente sintetico, come mai non allineati non hanno funzionato? È stato detto prima, e i BRICS invece oggi temiamo i BRICS, è perché allora non avevano quella potenza economica, commerciale e finanziaria che questi altri paesi hanno. Certo. Dov'è la carta di tornasole per verificare il messaggio politico dei BRICS? È stato suggerito prima, nell'organizzazione di un sistema creditizio e finanziario reale a favore dei paesi che ne hanno bisogno, di quella fila di più di 40 paesi, tra i quali ve ne sono più della metà in difficoltà politica e economica, che vogliono entrare nei BRICS, Certo. come
una zattera di salvataggio. Certo. Staremo a vedere. Il problema è che non possiamo noi stare a vedere, perché stando a vedere non perdiamo solo il nostro livello economico commerciale, perdiamo tutto un sistema di valori, perché questo c'è, per il quale abbiamo fatto una serie di sacrifici. Certo. Non economici, sacrifici anche umani, abbiamo attraversato guerre, conflitti, abbiamo proposto un sistema originale di coordinamento con tutti i limiti e i difetti, che è quello della costruzione europea. Gli stessi Stati Uniti hanno creato un loro sistema interno e un loro sistema di amministrazione, che poi non è solo stato esportato, è stato copiato. Certo. Lo stesso Brasile si basa anche ideologicamente su una commistione tra Stati Uniti e Europa. Certo. Questi sono elementi importanti. E poi l'ultimissima questione è sì, sulla proiezione culturale cinese, però è diversa da quella proiezione che avevano i britannici e i francesi. Non è una proiezione che prevedeva forse l'integrazione di elite, come è stato per esempio nel caso dei paesi africani. Alcuni dei leader indipendentisti africani hanno studiato in Francia, hanno proiettato le loro idee politiche dopo che gli è stato permesso di arrivare a studiare in Francia, anche all'École Nationale, eccetera. Credo che dal punto di vista invece cinese ci sia più l'idea di esportare una loro idea di coordinamento, dialogo politico, ma non l'idea di puntare a dei valori universali. C'è molto netta la distinzione tra un loro e gli altri. Sì, però... Non è che lo dica perché sia anticinese, pro-americano o anti-americano. Sì, come però... storici noi dobbiamo cercare, come degli anatomopatologi, di sezionare il cadavere e cercare di arrivare ad un'analisi. Certo, però dobbiamo valutare un altro aspetto, una comparazione storica. Compariamo il colonialismo europeo e diciamo occidentale rispetto al colonialismo cinese. Il colonialismo cinese non è fatto di cannoni, nel fare stragi come abbiamo fatto noi ad Addis Abeba piuttosto che in altre parti, come hanno fatto gli inglesi. Il signor Churchill ha sulla schiena qualche milione di morti, nonostante si venga glorificato. Quindi i cinesi non hanno fatto nulla di questo, investono e costruiscono perfino le scuole per gli africani. E costruiscono, però allo stesso tempo costruiscono un'economia che prima o dopo andrà a vantaggio dei cinesi, perché i cinesi vogliono abbracciare gli africani, magari può essere anche un abbraccio mortale, ma questa è la politica nuova che viene applicata in Africa, che è assolutamente opposta a quella non di allora ma anche di adesso che sta applicando la Francia in Africa, che è una cosa indecente. Il franco africano è una sorta di ghigliottina per gli africani e li aiuta e li incentiva a passare il Mediterraneo e venire a trovarci. Queste sono le cause reali e a questo punto lascio la parola a Badara. Allora, io sì, vorrei aggiungere, tanto per ricordare più di qualcuno, che Gheddafi quante volte è stato ricevuto nelle capitali occidentali, a partire da Parigi e fino a Roma, in cui l'ultimo, vi ricordate, che ha chiesto anche 200 fanciulle in cui doveva trasmettere una copia del Corano, fare una lezione magistrale. Però sì, dittatore quando ci servi, però appena sposti... I dittatori servono in questo caso, sono indispensabili per noi, perché siamo buoni. Però quando sposti il baricentro in cui cominci a intaccare dei interessi più grandi, perché lui è morto perché voleva
a un certo punto creare una banca africana finanziata da lui, con tutte le risorse che aveva, per il finanziamento allo sviluppo. Sì. Perché noi le infrastrutture che ci fanno Vuoi spiegare ai telespettatori chi finanziava questa banca africana? Allora, attraverso, perché lui il petrolio che ha avuto ha saputo anche fare degli investimenti attraverso il mondo, perché Unicredit aveva anche una quota abbastanza rilevante, quindi tutto quel tesoro di patrimonio lo voleva ridonare, lui lo voleva finanziare. Certo. Una banca di sviluppo africano per le infrastrutture che ci mancano. Ma questa è stata la sua condanna di morte. Cioè, è questo il problema. Attenzione, chi erano gli altri due soci? Allora te li dico io, Berlusconi e Putin. Hai capito? Sì, sì. Ecco, quindi abbiamo visto la storia come si è mossa e come si sta muovendo. Perché è pericoloso creare una valuta africana contro le valute naturalmente del mondo europeo democratico. È una ovvietà, perché dovremmo uscire anche da questa logica eurocentrica che consiste che, no, qua comando io, cioè, e chi è fuori di questo deve soccombere. No, non può più funzionare così, perché allora, anche sui dettami della Carta dei diritti umani, i popoli hanno il diritto di autodeterminarsi. Cioè, quindi ripensiamo il mondo diversamente. Adesso che abbiamo la possibilità, perché la conoscenza non ci manca, anche le esperienze. Cioè, non è che dobbiamo per forza andare in una terza guerra mondiale in cui le fazioni hanno l'arma atomica. Quindi in una società nuova in cui la base è l'interdipendenza, perché poi alla fine ci manca delle società autarchiche, cioè, è difficile perché ti manca sempre un pezzo che hai bisogno magari dal paese più insignificativo. Però lì, se vuoi andare là, depredarle, ma senza niente in ritorno, ma prima o poi i giovani di oggi questo non lo accettano, perché se vedete che in Africa l'8º colpo di Stato è quello del Gabon, perché una volta c'era solo una TV di Stato, le informazioni non passavano, ma oggi i giovani africani sono collegati e sanno oggi, perché quando finisco la trasmissione mando il link e sanno di che cosa abbiamo discusso oggi. Quindi non è più un mondo ermetico in cui le cose le possiamo nascondere. A un certo punto poi dicono, ma se tutta quella ricchezza parte del nostro continente e noi dobbiamo morire di fame, è ora di cambiare. Certo. È ora di cambiare. È tutto quello che oggi i giovani africani chiedono. Ma qualcuno l'ha detto prima, quando poi si mette in moto un cambiamento serio, l'esempio di Sankara è un esempio emblematico, il giorno dopo, se non hai le spalle coperte, sei un uomo morto. Certo. Sei un uomo morto, quindi... Però, se posso aggiungere una cosa. Prego. Stiamo parlando di politica estera. La politica estera, per quanto sia una politica molto scaltra, la Realpolitik l'abbiamo vista negli anni '80, e non credo che nessuno degli attori in campo, compresa la Cina, si muova perché voglia riportare a dare dignità, che è legittima, intendiamoci, stiamo parlando di cose legittime, ma non credo che la Cina e tanto forse neanche l'India abbiano intenzione, perché stiamo parlando comunque della Cina che non è una democrazia. Noi siamo delle democrazie assolutamente perfettibili che, come è stato ricordato, fanno accordi anche con le dittature per il proprio interesse, però comunque sia, per quanto siano scricchiolanti, siamo delle democrazie. La Cina non è una democrazia. Se la Cina si muove, la differenza, io l'ho scritto tempo fa, qual è la differenza? Che noi, per la nostra miopia europea, stiamo passando da una dipendenza dall'OPEC, cioè da chi ci dava il
di petrolio, e l'unico obiettivo dell'OPEC era quello di avere la massima resa finanziaria, d'accordo? E la Cina, che adesso con le terre rare non ci fornisce più le terre rare, ha una mira espansionistica del proprio modello politico e di ingerenza politica. Per questo lo scenario è molto diverso. Non pensiamo che la Cina si muova perché ha una visione, vuole dare e riconoscere. La Cina lo fa solo ed esclusivamente per il proprio interesse, in quanto espressione di una dittatura peggiore di quella di Mao Zedong, perché al potere adesso c'è una persona che è al potere da più anni di Mao Zedong e che sta facendo programmi a 20, 30, 50 anni perché è una dittatura. Cioè non facciamo l'errore di vedere nella Cina quella che ci sviluppa. La Cina si muove solo ed esclusivamente per interessi della nomenclatura cinese, neanche del popolo cinese. Se poi qualcosa arriva al popolo cinese, tanto ma è la nomenclatura, è la dittatura cinese che si muove in determinati modi. Ma posso fare una domanda? Certo. Tra questa dicotomia dittatura e poi democrazia? Sì. Allora, la domanda è, ma chi è che ha fabbricato delle prove fasulle, no, nei confronti del popolo iracheno ed è andato a bombardare? Ma io non ho detto, ho detto allora, prima che noi siamo una democrazia. Le prove sono state date dai servizi segreti, le prove sono state date dai servizi segreti italiani che dicevano che trasportavano uranio in Iraq, cosa che non era successo, ed era il governo Berlusconi. Prego, professore. No, però allora uno potrebbe anche ricordare, lei ha citato la Dichiarazione dei diritti umani, ha citato Thomas Sankara, che è un personaggio che io cito nelle mie lezioni, su cui anche ho fatto fare una tesi, questo colonnello ufficiale con le idee socialista, anche vicino alla Chiesa Cattolica, Burkinabé. Ma chi è che ha prodotto quel sistema di valori? Secondo me ora l'invito anche in una trasmissione come questa, dove c'è la massima libertà di espressione, io sono venuto diverse volte e le mie idee non sempre coincidevano con quelle di tutti, qual è? È l'idea di invitare a scendere bene nella profondità delle analisi, cercare di perdere un po' di tempo, qualsiasi lavoro si faccia, qualsiasi situazione si viva. Io lo faccio per questioni professionali, fortunatamente, ed è questo un mio dovere, cercare di scendere nelle analisi, cercare di capire realmente, di anche arrivare a fare un'analisi storica, però allo stesso tempo di cercare di mettersi nella posizione di quegli europei, di quegli africani di quel periodo, e cercare oggi invece di mettersi nella situazione attuale, anche nella mentalità di un dirigente, perché è un dirigente di un dirigente cinese. Poi la guerra oggi si fa anche con altre armi. Io invito a vedere i canali di esportazione di queste cosiddette terre rare dall'Africa e come escono fuori, no? I famosi lingotti di queste terre rare, il tantalio, cioè chi le estrae, come vengono estratti. Se alcuni stati, come anche la Cina, non fanno delle guerre, però utilizzano dei sistemi di sfruttamento per i quali quel famoso $1,25 di media giornaliero per molti paesi del Centrafrica, anche loro lo rispettano. Non è che portano un di più. Ci ho detto, dei paesi come anche la Francia e come l'Unione Europea hanno commesso degli errori politici. L'operazione in Mali, che è andata male, non era un'operazione francese, era un'operazione a guida francese sotto copertura dell'Unione Europea, ma noi da un punto di vista operativo e militare, per esempio, non abbiamo partecipato. Un paese bello, che era bello, come il Burkina Faso, adesso è squassato dalla guerra, senza neanche volerlo, con un paese come il Sud Sudan, che è nato così in modo difficile. Più della metà della popolazione è
fuori, è rifugiata, è dovuta scappare. Ci sono anche situazioni come nel Gabon adesso, nella Nigeria, nel Benin, in cui c'è una fortissima instabilità, e l'invito secondo me è quello di cercare di interessarsi, conoscere, capire di più. Perché? Perché non è solo una questione così culturale o di coscienza, è anche poi una questione di azione. Un'ultimissima cosa, una cosa magari un po', però anche gli investimenti che noi decidiamo di fare in una banca o in un'altra in Italia possono avere una direzione. Scegliere una banca invece che un'altra, scegliere un fondo finanziario invece di un altro, può avere anche questo e anche questo un risvolto. Però l'invito è quello realmente di cercare di fare delle analisi che sono approfondite al massimo a 360 gradi, capendo anche che la storia, ora si insegna anche la cosiddetta storia globale, è una storia fatta di interconnessioni, di più e di meno, che non sono sempre sulle spalle dei soliti, quindi non solo sulle spalle degli europei, non solo sulle spalle degli americani, come adesso non sono solo sulle spalle dei cinesi o dei paesi dei BRICS. Volevo solo questo, anche se un ultimissimo invito è stato citato Thomas Sankara, anche solo per curiosità, andare a cercare dei personaggi come Sankara nella storia africana, perché ci sono. Sono rari, sono difficili, però cercare di vedere anche questi politici, perché ci sono stati dei politici, ovviamente molti di questi sono stati fatti fuori perché proponevano un'alternativa. Certamente, adesso purtroppo dobbiamo interrompere perché il tempo mangia le ore, e quindi rimandiamo un ulteriore approfondimento, perché naturalmente di questa BRICS se ne parlerà ulteriormente anche nei prossimi giorni, ma anche nei prossimi anni, perché avrà sicuramente un sviluppo. Che tipo di sviluppo abbiamo cercato di intuirlo in questa trasmissione, ma naturalmente è soltanto un incipit di quello che sarà un fenomeno che vedremo che capacità ha di consolidarsi nella politica a livello mondiale. Grazie della vostra partecipazione. Certo, grazie a Francesco Pontelli per essere stato con noi, grazie al professor Davide Burigana in collegamento, e grazie a Daglione Badara Diop per essere stati con noi e averci aiutato un po' a capire che cosa sta succedendo. Torneremo sicuramente ad occuparci di questo argomento, torneremo a parlare altrettanto sicuramente della situazione africana, che è una situazione che ci sta particolarmente a cuore. I nostri telespettatori peraltro lo sanno benissimo. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo per aprire la nostra pagina dedicata a Venezia, e inizieremo parlando del ticket e anche del fatto che l'UNESCO alla fine ha salvato Venezia dalla blacklist. Ma l'ha salvata veramente? Ne parliamo tra poco.